Benvenuti alla lezione di teoria numero 3. Bene, allora il paragrafo che ci troviamo davanti si chiama tasti neri. Quindi vediamo adesso come dare il nome ai tasti neri dopo aver visto come chiamare i tasti bianchi. Bene, per dare il nome ai tasti neri si fa uso delle alterazioni, di cui poi abbiamo parlato anche nella lezione di armonia numero 2. In effetti le alterazioni innalzano o abbassano le note di un semitono o di due, a seconda se sono diesis, doppio diesis, bemolli o doppio bemolli. Ebbene, quindi vediamo nelle illustrazioni, è molto semplice, quindi ogni tasto nero può essere chiamato in due modi, a seconda se lo si intende più alto o più basso di un semitono rispetto al tasto bianco di riferimento. Quindi, come potete osservare, in ogni battuta abbiamo i due modi di rappresentare lo stesso tasto, quindi do diesis può essere chiamato anche re bemolle, re diesis mi bemolle, fa diesis sol bemolle, sol diesis la bemolle e la diesis si bemolle. Quindi l'uso delle alterazioni ci consente di nominare questi tasti neri. Bene, vediamo adesso il paragrafo successivo, figure e valori. In effetti le note sono rappresentate sul pentagramma con dei cerchietti, dei pallini, alcuni bianchi, alcuni invece anneriti, e poi con delle gambette, con delle codine. Ecco, insomma, vediamo dall'illustrazione, quello che dobbiamo tenere a mente è la figura, il suo nome, il valore relativo a questa figura e poi una pausa che corrisponde a un silenzio per la stessa durata della figura. Per focalizzare questi valori io voglio solo accennarvi, la semibreve è raffigurato come un valore di 4 quarti, che però può anche essere inteso come 2 mezzi o comunque anche 1, perché 4 quarti è anche uguale a 1. Quindi, come potete osservare, ogni figura che sta al rigo di sotto vale la metà di quella del rigo di sopra. Quindi, partendo da quella più bassa, quindi la semibiscroma, ecco, quindi ci vogliono 2 semibiscrome per fare il valore di una biscroma, oppure 2 biscrome per fare il valore di una semicroma, 2 semicrome per fare un valore di una croma, 2 crome per fare il valore di una semiminima, 2 semiminime per quello di una minima e 2 minime per quello di una semibreve. Bisogna ricordare adesso, prima poi di andare a affrontare i nuovi paragrafi, che queste figure con le codine, quando sono raggruppate da 2 in poi, 2, 3 alla volta, vicine una all'altra, vengono collegate tra di loro con la codina che si distende. Quindi la codina si distende e, come vedete dalla figura, potrebbero rappresentarsi in questo modo. Quindi le 4 crome oppure le 4 semicrome sono collegate anche dalle codine che le unisce. Bene, la terza lezione di teoria termina qui. Volevo ricordarvi che le prossime lezioni di teoria saranno visibili sul mio sito personale www.musica-napoli.it e che potete richiedere il manuale o direttamente alla Sonitus oppure al mio indirizzo email che poi vedrete in sovraimpressione, indirizzo che potete tranquillamente adoperare per pormi delle domande, dei quesiti, dei dubbi, delle cose che non mi sono proprio chiare, e magari via mail posso aiutarvi a comprendere ancora meglio. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime lezioni. Ciao, grazie.